Legambiente, attraverso la campagna Goletta Verde, continua a monitorare la qualità delle acque in Veneto. Tra i vari punti attenzionati c'è sempre la foce dell'Adige, che ha attirato particolarmente attenzione a causa degli scarichi provenienti dai comuni che attraversati dal fiume. Sebbene il punto di prelievo attivo dal 2010 abbia rispettato i limiti di legge negli ultimi 2 anni, forse anche a causa della siccità, le recenti piogge e i fenomeni estremi hanno portato alla luce nuove criticità. Oggi sulle testate Gazzettino Nuova Venezia, che citano Giulia Bacchiega, vicepresidente di Legambiente Veneto, che dichiara che la foce dell'Adige è una spia rossa da anni e ora è il momento di intervenire. I campioni prelevati tra Chioggia e Rosolina mostrano livelli di inquinamento da enterococchi fino a 4 volte superiori ai limiti consentiti. Inoltre l'Adige ha una capacità limitata di gestire le piene e gli impianti di depurazione sono spesso sopraffatti durante le forti piogge, con conseguente contaminazione delle acque. Bacchiega ha aggiunto che le acque contaminate possono finire nelle strade, nelle case e nei terreni in caso di esondazione. In aggiunta a queste osservazioni ci permettiamo, visto che conosciamo bene il territorio, riteniamo che una soluzione efficace potrebbe essere l'adozione da parte di tutti i comuni lungo l'Adige di sistemi di depurazione simili a quelli di Chioggia, dove le acque nere vengono trattate e scaricate in laguna solo dopo essere state completamente depurate. Un'altra possibile soluzione sarebbe quella di allungare le dighe della foce dell'Adige per far defluire le acque più lontano, riducendo così il rischio di... Qui nel nostro sportello offriamo servizi di luce e gas, telefonia fissa e mobile per condomini, aziende e attività commerciali. Chi entra qui da noi non necessariamente deve uscire con un contratto in mano, quindi valutiamo prima la vostra bolletta, analizziamo i vostri consumi e solo se c'è veramente un risparmio, allora vi proponiamo le nostre tariffe. Da F Energia ci trovate tutti i giorni, da lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30, in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina e il sabato anche su appuntamento.